Gruaro per l'edizione del Veneto del nostro notiziario. In apertura la cronaca a Treviso, il mostro della strada. Colpo grosso invece questa mattina a Porto Gruaro, vedete nelle immagini riprese dal collega Rosario Padovano, poco prima delle 5, al supermercato Vidotto di via Villa Storta. I banditi hanno fatto sparire 30.000 euro dalla cassaforte. Il coperchio poi è volato nel giardino di una villetta che si trovava nelle vicinanze. In 2 abitazioni poi sono stati riscontrati danni agli infissi. Molto ingenti quelli al supermercato. Il muro su cui era appoggiata la cassaforte è stato sventrato e l'onda d'urto ha reso inutilizzabili centinaia di prodotti. L'esercizio commerciale è chiuso. Indagano ora i carabinieri della locale stazione di Porto Gruaro e i danni complessivi superano i 100.000 euro. Bentrovati con questa edizione del telegiornale di Venezia. Vediamo insieme i titoli di oggi. Banditi fanno esplodere la cassa continua di un supermercato a Porto Gruaro. Lo scoppio provoca danni alle case vicine. Una parte della cassaforte finisce nel giardino di un'abitazione. Bottino dei malviventi 30.000 euro. Questi dunque i titoli dell'edizione veneziana. In apertura, lo avete sentito, c'è la cronaca, paura all'alba a Porto Gruaro. La cassa continua di un supermercato viene fatta saltare in aria da una banda di malviventi, ma anche le case vicine sono state danneggiate dalla potente deflagrazione. Vediamo. Paura tantissima, perché era un botto enorme e quindi sicuramente tantissimo. Siamo usciti immediatamente e abbiamo visto ancora il disastro. Il racconto di Pasqualina Bozzato è ancora concitato. Alle 4:30 si è alzata per controllare la casa, alle 4:55 dopo soli 25 minuti la deflagrazione. La cassa continua del supermercato Visotto tra via Fumei e via La Storta, alla periferia di Porto Gruaro, è stata fatta esplodere da ignoti malviventi, forse di nazionalità slava. Qualcuno dopo l'esplosione li avrebbe addirittura sentiti parlare in slavo mentre fuggivano con il bottino. Ben 30.000 euro. Se qualcuno fosse passato per via Fumei al momento del botto avrebbe davvero potuto perdere la vita. Avevamo la cassaforte, ci sono ancora i cocci lì praticamente, la cassaforte è scaraventata nel giardino, danni alle piante, alla mura, alla recinzione. Al momento c'è uno scoppio enorme così, siamo usciti e poi abbiamo visto proprio, poteva essere scoppio di una bomba e basta, violentissimo comunque. La cassaforte della cassa continua è finita scaraventata nel giardino della famiglia Bozzato. Ha spaccato persino la recinzione in cemento armato e alcuni serramenti. E tra il tetto, gli alberi e il giardino, molta carta igienica usata dai malviventi per attutire il colpo messo a segno con l'acetilene. In una casa adiacente sono andati in pezzi i vetri. Qualcun altro ha sentito solo il gran botto. Alle 5:05 questo forte botto. È scattato l'allarme, poi ci siamo alzati e pensavamo a una bombola, una caldaia, invece poi abbiamo visto che avevano fatto scoppiare la cassaforte. Insomma. Ma avete visto qualcuno che scappava? Avete visto qualcosa? La signora dice che ha visto delle persone a piedi che andavano verso si scappavano,